Domenica di attesa per la sfida dell'Esseneto che vedrà di fronte l'Akragas di Totovullo e l'Oratorio Marineo che di recente si è parecchio rafforzato nel mercato di dicembre. Battere la simpatica compagine palermitana affidata a Pietro Tarantino è d'obbligo visti gli impegni di Canicattì fuori nell'anticipo di oggi con la Parmonval e il Dattilo impegnato al Brucoleri con la Pro Favara. Una giornata campale, un turno molto elettrizzante, i cui risultati finali potrebbero modificare oppure ridisegnare l'attuale classifica generale. Ad Agrigento la vigilia della sfida dell'Esseneto si sta vivendo in maniera serena e per il tecnico Totovullo l'unico obiettivo perseguibile è il ritorno alla vittoria. Partiamo dal concetto che per noi ogni domenica è cruciale. L'avevamo detto anche la settimana scorsa, avevamo indovinato anche la partita al primo tempo, però poi ci siamo rilassati nel secondo e abbiamo rischiato anche di fare una figuraccia. Fortunatamente l'abbiamo ripresa per i capelli e questo non ci è bastato lo stesso tempo, siamo stati arrabbiati per tutta la settimana. Dimostrazione che i ragazzi hanno capito, c'è stata autocritica generale e questo è positivo. Ora la squadra mi è sembrata da questo punto di vista psicofisico anche abbastanza in crescita, c'è positività e per l'ennesima volta ci sarà una domenica cruciale perché ci saranno, anche andando avanti, ci saranno scontri diretti, i numeri non dicono che c'è niente, dicono che non c'è niente di definitivo, che si può arrivare da tutte le parti, l'importante è non mollare mai ed essere sempre concentrati. Noi l'abbiamo fatto, in qualche momento ci siamo rilassati e abbiamo capito che in questi campionati non ci si può rilassare perché con chiunque si può rischiare di fare brutta figura e ripartiamo da questi ultimi 20 minuti della domenica passata dove abbiamo recuperato 2 gol e potevamo farne altri 2, quindi questo la dice lunga su quello che può essere importante la concentrazione di una squadra di calcio nel rettangolo di gioco per i 100 minuti. E quindi ripartendo da questo, secondo me, possiamo mettere qualche mattone per il prossimo futuro. Ecco, qual è il reparto che ti preoccupa di più in questo momento? Non c'è un reparto che mi preoccupa. Noi dopo la partita con Geraci in casa abbiamo cominciato a stentare a fare gol. È vero che qualcuno, sento magari su qualche notizia, si dice ma come una squadra che fa 3 gol fuori casa è in crisi in fase d'attacco? Eh sì, perché noi abbiamo fatto, è vero che abbiamo fatto 3 gol fuori casa, ma l'abbiamo fatto a rincorsa, al rischio di prenderne ancora altri, cioè scoprendoci in maniera quasi disperata i fianchi difensivi. E quindi abbiamo dovuto fare una fatica enorme per fare gol e per ribaltare quel 3-1. E quindi la verità poi, se andiamo a vedere tutte le conclusioni che facciamo, quante ne abbiamo sbagliato in questo ultimo periodo. Ecco perché io non ho detto che non siamo capaci a fare gol, ho detto che noi nell'ultimo periodo facciamo fatica a chiudere le partite, facciamo fatica a concludere tutte le azioni che riusciamo a portare davanti ai portieri avversari. E questo è palese, se andiamo a vedere tutte le partite, quante volte arriviamo davanti alla porta. E quindi da questo punto di vista io dicevo che un piccolo problema c'era in fase offensiva. Vero è pure che poi ci siamo portati in avanti, abbiamo fatto i 2 gol, ne potevamo fare ancora di più, però abbiamo rischiato tantissimo dietro, scoprendoci, abbiamo fatto una grandissima fatica. E quindi questa era la sottolineatura mia, non perché non siamo capaci, noi ce la portiamo la palla lì davanti. Purtroppo nell'ultimo periodo non siamo riusciti a chiudere le gare e quindi questo ci penalizza.